Vi voy a contar il conte de Godoli. Godoli, il più fibolur del secolo, un ser che faceva un tè negro come la pega, s'imboppona un motu, al Romeo della Brega, ha messo un fantasma che prendeva il métier. Quando si era davanti alla gleia del clapier, il padre del telefono. De dus trairanno misteri. Lei ci ha fatto solo. Mi spererà chi dare lo cimitero. E hop, le fantasmi d'un colpo montano dei cavallucci sulla parete. E si mette per passare il tempo a trincare dei colossi. Per malheur, a quel sera, l'Antielus ritardava. Ciambel lo accompagnait, moulas come l'orava, mais fort come un truel, mais bestias anigau, che aveva paura della trebre e même del garagnau. Creget, quel brut che faceva le fon trincher los closses, che era lo diavolo che trincava los ossi del pamo e morso. E sembra tutto imbuffato, ne portò la novella a monsieur le curate, che pensasse, seriette, e l'appelait Borico. Mais ce che voi dici è verità. Aveva talmente paura che tremblava. Aveva lo sguardo tutto scarchiato. E il povero curato gli c'è pietà di lui. Ah, gli dite, ti prometti, Ciambel, che se aveva pas lo pes ufle di guto, vendria a metus per te provare nigau che lo ossi del paure morto o il dio platafo pagas. Mais quoi sûr, poteva pas courir. Eh bien, vous porterai. E hop, lo te bringa di le brasses e si mort del costato del cimitero. Le fantasmi continuavano a trincare closses e l'obligeait de volare per il cammino in arrivare. Cresce che era il padre che portava il moto sul chino. E sollevava lo sguardo, gli dite, e grâce, magre o grâce, chi l'ha, plouf, e lo te fut di la banchetta. E lo paure ritu, siamo stati come un poeta. Siamo stati come un poeta. Délivrant le Seigneur d'une boulure et d'une chouette.